Un silenzio assordante, un silenzio politico calato sull'esposto presentato dalla CUB, la Confederazione Unitaria di Base, che chiede se sia vero oppure no che ci siano stati alcuni manager della sanità veneta in quiescenza che avrebbero percepito contemporaneamente la pensione e lo stipendio e se vi sia stata oppure no violazione della legge Madia. Ma oggi la CUB fa un ulteriore passo. La Cuba è intervenuta a gamba tesa con un'intimazione ad adempiere rivolta proprio a Luca Zaia, quale presidente della Giunta del Veneto, affinché non ci siano tentennamenti. La legge va applicata, la legge è chiarissima, la legge è stata esplicitata in pareri, sentenze, prese di posizione chiare e anche recentemente confermata anche dalla funzione pubblica. Quindi, laddove è noto che ci siano cumuli di pensione e stipendi manageriali di dirigenti pubblici, la Giunta Veneta deve intervenire revocando le nomine e recuperando soprattutto gli stipendi che sono stati erogati indebitamente. Dal 20 giugno, quando la CUB ha presentato il suo esposto alla Guardia di Finanza di Venezia e alle procure della Repubblica del Veneto, è esploso un vero e proprio caso politico. 4 direttori generali regolarmente nominati mentre erano in servizio e poi andati in quiescenza si sarebbero autosospesi dalla percezione dello stipendio. Da allora sono passati i giorni, le settimane e ancora dalla Regione Veneto politicamente non c'è stato altro se non appunto un lungo silenzio. Noi presenteremo anche una corposa documentazione alla Corte dei Conti. Al momento abbiamo integrato il nostro esposto, inviato ancora il 20 di giugno, lo abbiamo integrato con questa intimazione ad adempiere. Speriamo che non ci sia la necessità di ulteriori passi e auspichiamo nel buon senso della politica.